Si è svolto ieri sera a Porto Empedocle in occasione della festa della musica, un evento nazionale cui ha aderito anche il Comune Marinaro. Il concerto Vivi la vita, emozioni di solstizio d'estate. Ampia la partecipazione del pubblico al concerto che si è svolto in piazza Kennedy, con l'esibizione dei gemelli violinisti Mirko e Valerio, supportati dal trio Scirocco, dei fratelli Bruccoleri e la cantante Vanessa Capraro. Anche questa volta è stato difficile perché sono stati chiamati a Parigi, dal 20 al 22 dovevano essere a Parigi, poi ringrazio l'agente Sabatino che si è dato da fare e hanno spostato la data di Parigi e quindi stasera li abbiamo qua con grande piacere, con grande orgoglio e con grande emozione. Oggi inizia la stagione estiva, e questa è l'apertura della stagione estiva, quindi le manifestazioni dell'estate pedofilia, delle quali vi parlerà lei. Grazie per la vostra presenza così nutrita questa sera. Devo dire che me l'aspettavo perché ritengo che abbiamo azzeccato questa serata del 21 giugno perché è una serata particolare, diciamo che ci sono due eventi importantissimi, uno del quale ha parlato, tra due ha parlato tu, perché l'ingegnere riesce a raccogliere un po' tutto, ha parlato sia del solstizio d'estate che della festa della musica. E quindi quale migliore occasione per aprire la nostra stagione di spettacoli qui a Porto Empedocle in questa data, è importantissimo. Poi abbiamo voluto diciamo, sfruttare questa occasione della festa della musica per concepire la serata in due momenti diversi che rappresenta quella che è la musica italiana, il vecchio, il nuovo, le tradizioni, i risultati che può portare la musica, l'aggregazione e tutto. Abbiamo avuto il trio Scirocco composto dai fratelli Bruccoleri e dalla voce di Vanessa Capraro. E ora abbiamo questi prodigi, i nostri prodigi che noi li abbiamo adottati come empedoklini perché sono cresciuti musicalmente anche qua a Porto Empedocle, perché vivevano e continuano a vivere, ritengo, a Porto Empedocle. Adesso per ragioni di lavoro si spostano continuamente e li ringrazio perché, come diceva anche l'ingegnere, hanno dovuto fare slittare la data di questa sera di un concerto che avevano già programmato fuori, forse a Parigi, per essere qui presenti con noi questa sera. Io li ringrazio i suoi genitori perché si sono prodigati anche a loro e si sono impegnati ad essere qui questa sera seguendo i loro figli. Io auguro a questa piazza e in modo particolare ho augurato già in altra sede a Mirko e a Valerio, che non li distingo perché viene difficile distinguerli, quello di fare un grande, ma veramente un grande percorso in questo mondo che è molto difficile. Questa sera è stata voluta con forza anche perché ritenevamo che dovevamo far parte di questi 811 comuni, come ha detto poco fa l'ingegnere, che avrebbe dato alla città di Porto Empedocle una finestra, una visibilità più ampia rispetto a quella che abbiamo. E grazie al manager dei due ragazzi che questa sera sono qui con noi, voi probabilmente come me avete appreso della loro ascesa guardando dei video. Anch'io mi sono andato a guardare i video che girano su internet e vi devo dire che sono stati già, nonostante l'età, in diverse parti d'Europa e del mondo. Quindi buona serata a tutti, vi auguro nuovamente una grande ascesa in questo settore e buona serata e cominciamo così l'estate empedoclina con questi due ragazzi. Buona serata.